La sezione arbitri di Agrigento è invitata a Porto Empedocle da Carmelo Di Betta, presidente della Consulta dello Sport e dall'amministrazione, per premiare gli arbitri empedoclini e nello stesso tempo per instaurare un bel rapporto tra amministrazione comunale Porto Empedocle e la sezione arbitri di Agrigento. Presidente. Sì, devo dire che in questi 4 anni passati l'obiettivo della sezione e del mio consiglio direttivo è stato quello di aprirsi il più possibile verso tutte quelle che sono le istituzioni. È un risultato che ci sta avvenendo quasi automatico perché con il tempo vediamo che sempre più amministrazioni, ma anche istituzioni di Stato, ecclesiastiche, sentono proprio la necessità di confrontarsi con il mondo degli arbitri di calcio. E questo è sinonimo di che l'arbitro di calcio viene visto appunto come una figura sana, positiva e addirittura come nell'occasione odierna da premiare. Premiare per quello che di importante fa, e dal punto di vista culturale, dal punto di vista associativo, ma soprattutto per il ruolo primario che svolge nel calcio. Come dicevo poc'anzi, non si può svolgere una partita di calcio senza il pallone e senza l'arbitro. Quindi io ringrazio a nome di tutte l'associazione italiana arbitri e del presidente regionale Cavarretta, della sezione di Agrigento, l'iniziativa dell'amministrazione comunale di Porto Empedocle, guidata dal sindaco, ma anche su iniziativa del dottor Di Betta che ha avuto questa splendida idea. E proprio oggi abbiamo messo quel seme per poter instaurare per il futuro un rapporto collaborativo che serve alle amministrazioni, ma serve soprattutto alle associazioni. Noi abbiamo una serie di arbitri di altissimo livello, anche a livello nazionale e internazionale, giovani che si dedicano con passione a questo che è un aspetto fondamentale del calcio, perché senza arbitri, il calcio e gli altri sport, non ci sarebbero gli sport, perché lo sport è anche regole, il rispetto delle regole, ed è un fatto non soltanto di dinamismo fisico, ma è un fatto anche culturale, quello di abituare le generazioni al rispetto delle regole. Per cui davvero è una categoria spesso dimenticata, maltrattata. Quando si perde è facile dire la colpa è dell'arbitro, invece no. Gli arbitri, come tutti, possono sbagliare, ma vanno rispettati come categoria e svolgono un ruolo essenziale. Quindi abbiamo ritenuto in questo Natale così particolare di dare un premio a loro che spesso, pur svolgendo questa funzione così grande, vengono tenute ai margini. Invece vanno ringraziati sempre. È stata una bellissima manifestazione, ci tenevamo particolarmente a premiare quelle che sono le eccellenze empedocline dal punto di vista arbitrale. Teniamo particolarmente a quello che è il rispetto delle regole, a quello che è la legalità, e dal punto di vista sportivo la figura dell'arbitro, che spesso viene accantonata, è assolutamente fondamentale. Quindi tenevamo tantissimo a questa manifestazione. Ringrazio la Consulta che è stata promotore di questa iniziativa, il sindaco, chiaramente noi amministrazione ci tenevamo particolarmente, e il dottore Drago, il presidente dell'AIA e sezione di Agrigento, ha accolto il nostro invito ed è stato veramente un bellissimo appuntamento. Oggi mi sento abbastanza onorato e devo ringraziare il sindaco Ida Carmina e l'assessore Urso. Quando io ho avuto questa brillante idea di premiare questi miei paesani arbitri che si spendono nel mondo dello sport, io ho pensato benissimo di fare presente per questa manifestazione. Oggi sono abbastanza emozionato perché devo ringraziare anche il presidente Drago della presenza e tutti gli arbitri. E in più la cosa che mi riempie di più di gioia è quello che oggi abbiamo fatto una cosa che mi mancava nel tassello di tante premiazioni che abbiamo fatto in questa amministrazione. Abbiamo premiato tutte le società sportive e tutte le, diciamo, anche discipline sportive. Oggi sono orgoglioso in questa giornata e per colpa di questo coronavirus avevo pure pensato di anche premiare il basket e la pallavolo, lo faremo subito dopo questa, ci organizzeremo grazie al sindaco e all'assessore Urso che già mi hanno dato disponibilità per organizzare anche questa cosa. Grazie e di buone feste al mondo dello sport in Pedocrino, a tutte le società e di buon Natale e buon anno.